ne ha messo il 98% perché sicuramente l'ossigeno non riusciamo mai a averlo puro, però col 100% i conti tornano esattamente. Pressione totale del gas in nata che avremo 6 litri. Adesso qui c'è quello che fa tutto questo calcolino qua, c'è quello che fa uno come faccio io, 2,6 facciamo prima. Però questo è il calcolo con i nostri manuali. Profondità diviso 10 più 6 metri, cosa dovrebbe uscire? 1,6. Andiamo avanti. Ora abbiamo due dati, possiamo calcolare il testo, la pressione parziale dell'ossigeno. Vi ricordate la T? Adesso noi che dati abbiamo? Questa cosa qui scusate, ma un po'. Noi abbiamo 1 e la percentuale. Allora, ve lo anticipo, dopo ve lo farò vedere, no? Quando conosciamo questi due, questo valore si moltiplica per questo e ci dà il terzo. Quando ne conosciamo uno in alto e uno in basso si divide e dà quello di fianco. Allora, ritorniamo. 98, 6, mettetevi un attimo in tasca i 30 minuti, perché se dopo facciamo il calcolo del CNS, 30 minuti. Quasi 4, no? Sì. Vai che c'è. Eccolo qua. Vediamo, 1,6, 0,98, 1,56, è quasi pure, 98. La tabella nuova. Allora, noi a questo punto qua, in base ai due elementi che conoscevamo, abbiamo trovato il terzo, la pressione parziale possibile. Adesso la NOAA, questo ente americano, ci dà una tabella che ci permette di vedere la percentuale per ogni singola immersione di ossigeno di CNS che abbiamo cambiato sostanzialmente. Allora, Dico una cosa qui. Questa è una tabella che per semplicità la dovete pensare come se fosse la tabella delle compressioni dell'aria. Cioè, noi prima ragionavamo sempre in relazione al fatto di smaltire l'azoto perché era un problema. Adesso nel corso del tempo con le immersioni tecniche hanno visto che trattenere l'ossigeno per più tempo e a varie profondità è un problema e quindi ci dobbiamo, tra virgolette, detossificare dall'ossigeno iperbarico. Quindi hanno fatto una tabella dove vi dicono da qui la prima è la pressione assoluta dell'ossigeno, la seconda vi dice quanto tempo noi ci possiamo stare lì prima di avere un problema nella singola immersione e la terza colonna ti dice quanto possiamo prendere con la pressione nella propria giornata. Esiste un'altra versione di questa tabella dell'ente certificatore americano dove dice minuto per minuto qual è la percentuale di tossicità dell'ossigeno alla quota per minuto. ci salta tutto questo. Che ovviamente in ossigeno puro, cioè per l'aria, non interessa perché è uno, ok? Non facciamo quelle cose. Però dovete prendere come una tabella che dobbiamo sempre consultare per fare sempre le nostre prove prima di fare un'immersione. Ecco, adesso questo qui, allora, anche in questa tabella vengono sempre discorsi delle tabelle vecchie, perciò l'1,5 lo togliamo all'1,6, in caso non ci fosse il valore, sempre quello superiore. Poi, qui sotto si dice sono indicativi, non la sensibilità individuale e se le riscono di esposizione condizioni ideali. Perché? Perché noi questi valori, questo 1,6, 1,5, 1,4, così, potremmo anche andare a diminuire in relazione al fatto che il giorno c'era troppo freddo, il ragazzo era stressato, c'erano dei problemi, non è stato bene al servizio, non è stato bene al servizio, è meglio che stia a casa, non faccia l'immersione, però tutti questi fattori che possono incidere allora vanno a diminuire l'1,6, potremmo prendere l'1,5, cioè dobbiamo prendere delle cose più prudenziali. Questo è una grande idea. Pressione in acqua, 1,6, non è famosa. E poi cosa mi dice qua? Che io posso
stare fino a 45 minuti con quella pressione, senza avere nessun problema. Andiamo avanti. Vi ricordate i 30 minuti di prima? Ecco, il tempo trascorso a quota di cos'erano? 6 metri, 6 metri avevamo detto. Tempo massimo permesso a quota di ce l'avevamo per 100. Allora, uno è il 30 e l'altro era 45. Fatta questa proporzione, ho 66%. So, diciamo, il mio grado, quanto ho accumulato 66%. E si ripete tutto questo. Allora, se c'è una multilivello, io mi son detto, prima vado a 5 metri, ci sto 10 minuti, poi sempre con l'aro passo 10 metri, in teoria non ci potrei andare, passo dei minuti. Allora, me le sommo tutte e vado a fare il calcolo della singola immersione, per avere il totale su tutta l'immersione. Perché è quello che vi fanno vedere adesso, voi dovete fare dietro al presupposto che questo calcolo qui, attenzione, no, è ancora più avanti, però non, questo qui è come se fosse una multilivello, perché dopo ve le somma le due immersioni, però non dovremmo tenere conto di ogni singola immersione quando facciamo le due immersioni separate, non continue. Adesso poi quando arriva la cosa lo faccio vedere. Seconda immersione, che qui è da intendere come continuazione della pratica. E tu intendi il multilivello su immersioni diverse? No, un multilivello intendo che nella stessa immersione cambia la profondità. Non quadra. Che è chiaro. C'è scritto seconda immersione, in realtà diciamo è la seconda parte La seconda parte dell'immersione. È un esempio teorico questo. Che noi abbiamo, dopo, se torni indietro con la tabella, vedete? Cioè il gusto dell'immersione è zero. Sì, no. No, Scusa Moreno, aspetta. c'è la vasca da bagno con No, questo, attenzione, vedete, questo per farvi vedere che noi abbiamo un certo calcolo quando si fa un'immersione singola. Io vado a 5 metri, ci sto 20 minuti con il mio parecchio ossigeno, oppure con un nitrox, se vado ancora più fondo, questo punto qui è molto importante saperlo. E le esposizioni singole fino a 45 minuti, la proporzione è tempo mio rispetto a 45 minuti. Questa è l'esposizione giornaliera, io quando faccio più immersioni, ne faccio una alle 2, una alle 7 e una alle 9 e vado a sommare tutto. Ma quello che io volevo chiedere questo, poi la faccio breve perché magari si complica. Se per multilivello ti riferisci alla singola immersione, per cui io ho 3 minuti a 6 metri, 4 minuti a 5, poi vado a 7, io devo pianificare l'immersione, ok? Perché non regolarci su una tabella come si fa per le immersioni in ARA? Perché ci sono queste tabelle. Utilizzando quella più gravosa, che è la più limitativa, No, perché anche in questo caso. perché quello che abbiamo noi è questo, fare il calcolo in questo modo, non esiste questo. Quello che stavo dicendo lui era una tabella che se tu l'unica volta questo discorso ti dice 1.6, a 1.6 tu hai il 25%, o hai uno 0,25, moltiplichi per minuti e li spara fuori. Ok, poi io torno su, No, tu non torni su, a 5 metri, ecco, o dai, continui. guarda che non posso andare oltre 6 metri. Vabbè, quelli che sono. Se mi porto a 5 metri, faccio n minuti a 5 metri, assorbirò una tossicità possibile. Sì, ma non puoi farmi questo conto tutto a fondo. Ecco, pensavo appunto quello. No, per adesso non abbiamo questo strumento. Però attenzione, ve lo sto È dicendo. un'interpolazione sbagliata. Ve lo sto dicendo. Questo è un discorso, non lo stiamo facendo con ossigeno, ma giusto per dirvi, attenzione, che adesso è 1 a 6. Perciò in teoria, passando i 6 metri c'è una tossicità. Però questo è tutto in funzione delle immersioni di questo tanto rinomato nitrox. Lì è molto importante rifarsi questi conti, compagnia cantata, perlomeno saperli prima, perché si rischia veramente di rimanere intossicati. E da una parte, dall'altra è molto difficile. Con CNS c'è la possibilità. Con l'altro discorso, che poi è un discorso di calcolo delle 8, siamo molto lontani, però è giusto sapere anche lì fino a che punto abbiamo compromesso magari una
Da parte il cervello, seconda parte i polmoni. Però questo è molto mirato al discorso mai. Dunque, questa qui era quella vecchia, era la prima, no? Infatti, questa è la seconda parte. Seconda parte della prima, 5 metri con una miscela del 97% di ossigeno durante 25 minuti. Pertanto, le altre che abbiamo 5 metri, calcolo questo, vi ripeto, io faccio il mio molto più semplice, 1.5, pressione parziale dell'ossigeno. Una cosa che io mi fermi, vi chiedo, se è possibile le domande le fate in fondo, perché se non vedete il meccanismo capito. È cambiata la percentuale dell'ossigeno. Questo è un calcolo puramente teorico per capire il meccanismo, perché poi vedremo che la federazione dà dei limiti che sono per l'ossigeno, per l'aro, completamente diversi. Quindi, anzi, semmai prudenziale. Quello lì è un calcolo per capire il meccanismo della tossicità. Calcolo di primo, 5 97 di ossigeno, pressione parziale 45. Andiamo alle nostre tabelle. Il 1,45 non c'è 1,4, 1,5. Vai, ecco. Questo c'è la doppiezzetto, mi dice che io posso stare fino a 100 metri. Che è 2 volte e mezzo quello che potevi fare sì, con il metro di differenza, cioè, con 1% in meno di ossigeno. Per quello vi sto dicendo, anche il discorso di cambiare fattori, magari di un fattore per lo stress, per il freddo, così dopo influenza anche tutto qua. Sì, ma se devo essere più prudenziale vado sull'1,6, non vado sull'1,5, non vado sull'1,4. No, questa è una tossicità. Allora, io avevo 1,45 e devo andare a prendere 1,5. Sì, no, ma lui parlava prima del... Non puoi andare oltre l'1,6, devi fare una dimensione diversa. Sì, ok, d'accordo. Voglio dire, lui prima parlava di quello che la sera aveva fatto i valori e quindi doveva stare un pochino più sul tranquillo. Nel caso specifico, devi andare su 1,6 o su 1,4? Su 1,4. Ah, ecco. Tutto, Devo progettare tutto, le dimensioni. per lo stress, tu hai un 1,6, tu hai un punto, uno 0,1, uno 0,2 al secondo, uno 0,1 perché è stressato. A quel punto di pressione non nel tempo, quindi. Sì, pressione, e dopo tutta la Quindi vuol dire che scali perché la profondità o la percentuale di ossigeno. uno dei due. Però qui ci si sta dentro, l'apparecchio ossigeno, fate tempo a cuocere. Adesso cosa facciamo? Il discorso di prima, visto che è il 20%. Ecco, questo carico, che è quello sempre preso dal nostro manuale, tra le altre cose, fa vedere questo 86%. Voi qui intendetelo in due modi. Primo, come se fosse una singola immersione fatta in due tronconi. Primo troncone, secondo troncone. Io prendo l'86%. Se fossero invece due singole immersioni per conto loro, ma fatte nella giornata e basta, i valori sono questi, ossia un'immersione sola. C'è un 66 e un 20. Perché ve lo dico? Perché avete visto